cave che nel periodo della non consapevolezza, possiamo dire, o della necessità, oppure della mancata organizzazione, i tempi non erano maturi, cave che hanno ospitato poi numerose discariche. Ecco, noi questa sera diremo che vi sono due aspetti, uno in particolare, ed è riferito alla legge 11 del 2010, l'articolo 16, che prevede che gli impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti, cioè rifiuti speciali, a decidere la collocazione di questi impianti sia la provincia, cioè la provincia rivendichi a sé questa valutazione. Perché questo? Perché la Regione deve attivare il piano regionale dei rifiuti. Fintanto che questo non viene approvato non si possono concedere autorizzazioni, vanno concesse solo dopo che la provincia appunto ha verificato che quell'impianto che va a collocarsi in quella provincia lì sia praticamente prossimo alla produzione di rifiuti. Cosa significa in sostanza? Che noi potremmo avere il trattamento di rifiuti che vengono da 200-300 km quando ci sono impianti molto più vicini. Non si vuole far girare rifiuti più di quello che serve. Perché invece si sta procedendo? Perché a differenza di quello che era il settore tecnico della nostra provincia di Verona, l'ARPAV con una nota, ed è tenuto a darla questa nota, ha detto che in questo caso non si applica perché è l'ampliamento di un impianto esistente. In realtà si fa riferimento, è vero, ad un progetto che è stato concesso nel 2004 e che non è mai partito, e questo è un nuovo progetto che, come verificato anche da altre, persone che hanno dal punto di vista legale valutato la cosa, hanno invece asserito che assolutamente anche l'impianto, pur in ampliamento di un esistente, deve essere applicato l'articolo 16, cioè quello che valuta la vicinanza fra produzione dei rifiuti e trattamento. Allora noi cosa diciamo? Primo, che la provincia rivendichi questa decisione. In secondo luogo invitiamo i comuni di Caprino, di Rivoli, di Affi e la provincia come coordinatore a praticamente continuare, o meglio a riprendere quell'accordo di programma che doveva dare soluzione o trovare soluzioni per il problema ambientale dell'intero anfiteatro morenico di Rivoli. Non dimentichiamo che è dal 75 che nell'anfiteatro morenico di Rivoli sono state individuate numerosissime cave, successivamente discariche, e ricordo che a seguito dell'individuazione di inquinamenti puntuali vi è in corso una bonifica di un'area all'interno dell'anfiteatro morenico di Rivoli. Perciò da un lato un territorio molto pregiato dal punto di vista ambientale, storico, geologico, e dall'altro una forte criticità. In questo noi inseriamo anche questa vicenda, che un privato persegua legittimamente quello che è la sua funzione, cioè quello di lavorare e fare profitto. Noi non abbiamo niente contro, riteniamo però che deve essere tenuto assolutamente come preminente quello che è l'interesse collettivo. Per l'interesse collettivo ritengo la salvaguardia dell'ambiente, i cittadini che da 40 anni vivono attorno a quell'area lì, e la bellezza, il paesaggio, il turismo.